Una lettera alla M a rappresentare le vette dolomitiche, un colore, quello del rosadira tra il rosso e il viola che illumina le montagne all'alba e al tramonto, un carattere che si ispira alla tradizione veneziana. A meno di 2 anni dall'avvio di un percorso che ha coinvolto le istituzioni, stamattina la provincia ha presentato il suo nuovo brand di destinazione turistica, un segno distintivo non solo per il territorio ma anche per chi ci vive. Risultato di un lunghissimo percorso, di uno studio molto approfondito che ci ha portato a questo. Ora dovremo essere bravi noi a veicolare e soprattutto sentirci come una sorta di marchio identitario. Un lavoro di squadra partito dall'accurata analisi di Tom Bunkle, sviluppato da Roberto Locatelli, creato dallo studio Carmi Ubertis. Il brand mantiene il suo catenaccio The Mountains of Venice, un marchio figurativo e distintivo in linea con le direttive stabilite dalla Regione Veneto, che tanto ha fatto discutere ma che è uno stereotipo che aiuta, ha spiegato Elio Carmi. Spettacolare, avventuroso, autentico, culturale, i valori espressi che già da oggi iniziano a viaggiare sulle 4 ruote dell'auto di DMO che seguirà il Giro d'Italia. L'opportunità è proprio quella di lanciare il nuovo marchio Dolomiti Bellunesi che vedete oggi. È molto importante per noi lavorare su un'unica destinazione per valorizzare tutto il territorio. Ora si apre la fase burocratica, il marchio che sarà registrato per ora è utilizzabile da DMO, dai consorzi e dagli operatori turistici. Allo studio per i privati un regolamento. Lo faremo molto a breve. È importantissimo per la provincia di Belluno che i prodotti che vengono realizzati sul suo territorio abbiano questo marchio distintivo come capita in tutte le destinazioni turistiche.